La classe seconda B delle scuole secondarie di Mayan è presente questi libri sugli ambienti d'aghe e sulle attività di pesca. Dal nostro territorio, le presenze di tanti corsi d'aghe è dovute al fatto che circa tra i 10.000 e i 20.000 anni fa il glaciale di Laventin al convergeva una parte del Friuli. Si è disfatto formando un lago post-glaciale. Il flum Tiliment, portando i suoi clubs, lo ha colmato, creando le plane di Osov-Lemone. Le aghe di Keslat gli è penetrate dal terreno e ha creato una grande falde freatiche, che è acchiattato un strada di argille che le ha fatte risalire, come e sapesse il perché de presenza di tanti corsi d'aghe in tenestre zone. No, e vin realizzato certe breves ricerche sui corsi d'aghe che non sono contati i nostri intervistati. Il Tiliment, il Leal, il Quar, l'Arzin, il Canal dell'Edre, il Palar, le torbiere di Chiasesole, che è una zona umide tra Maian e Buie, e la di Ruvigne, di origine post-glaciale, e le risorgive di Bar, di Bars, una zona umide a sud di Osov. E vi ascoltate le storie di tre peschiatori, il signor Aite di 80 anni, che non sa contare di un mondo che non conosciamo. Dula che i frus erano poi liberi e avevano un contatto con le nature e potevano immergersi e nadare in tai torrenti da ghenette e peschiare pesci e crostacei che voi e sono una vore rare. Ha portato una lampada ad acetilene che le doprave per la pes di gnot e altri impresci. Come chi scae sono tante differenze. Fondamentalmente è covente un cane col mulinel, un amp, il fil, un'eschie e un plomb. I due pescatori che ci hanno raccontato le loro esperienze sono stati il signor Dario e il signor Diego, che ci hanno mostrato le loro scanes in fibra di carbonio. Lunedì è venuto un guardiano dei pesche volontari, il signor Claudio Polano, che ha tenuto delle lezioni scientifiche sulle anatomie del pesce e sulle specie che vivono nelle nostre zone. Chi pesce non sai si immaginare che fevelin e che contino certe robe sulle loro vite o loro curiosità che non conoscevi, il loro habitat, l'alimentazione, il modo in cui si riproducono. I think ho ricostruito le storie di una vecchia cane di pesche che l'Ecomuseo des Sages di Ospedalet non sa prestato e fa parte della collezione Pecoraro e è stata costruita in gli anni 50 dal 1900 e apparteneva a una famiglia di Glemone. Ho ringraziato i due paris, signor Dario e signor Diego, il signor Terzo Aita, vecchio peschiador di Buie, il signor Claudio Polano, guardia pesche volontari, e il signor Maurizio Tondolo dall'Ecomuseo des Sages di Glemone e Ospedalet.